Legambiente ha diffuso un dossier che approfondisce la situazione dei trasporti nel Veneto, mettendo in luce una critica verso le politiche attuali che privilegiano la mobilità individuale su gomma anziché concentrarsi sulla decarbonizzazione e sulla riduzione dell'inquinamento atmosferico. Il dossier sottolinea come le emissioni di gas nocivi coinvolgano diversi settori, ma evidenzia il peso significativo del comparto dei trasporti in questo contesto, diventando il principale contribuente all'inquinamento atmosferico. In risposta a questa situazione, Legambiente presenta un elenco di 10 proposte specifiche per innovare la mobilità pubblica, cercando di spostare l'attenzione verso una maggiore sostenibilità, aspetto che sembra non essere adeguatamente valutato nelle politiche attuali. Luigi Lazzaro, presidente regionale di Legambiente, critica l'orientamento proposto dalla Giunta regionale, indicando che le proposte attuali si concentrano ancora su progetti di grandi opere stradali che non sono più coerenti con le reali necessità del territorio. In questo contesto, l'associazione ribadisce l'importanza di coinvolgere attivamente il settore dei trasporti nella lotta al cambiamento climatico, enfatizzando la necessità di investire maggiormente in servizi di mobilità sostenibile e di scoraggiare l'uso dei mezzi su gomma a livello individuale. Tuttavia, nonostante gli sforzi e le raccomandazioni avanzate da Legambiente, si osserva un continuo incremento del numero di veicoli privati, comportando un aumento del traffico. Di conseguenza, l'associazione riafferma la necessità urgente di un cambio di rotta, puntando su nuovi servizi di mobilità sostenibile nel contesto veneto. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.